Sono tornati ad animare l'estate crotonese gli amici di Maria De Filippi nel loro tour 2010. Il piazzale dello stadio Ezio Scida ha ospitato la 7ª tappa dello spettacolo itinerante. L'avventura per i tanti giovani crotonesi e provenienti da tutta la Calabria è iniziata nelle primissime ore del pomeriggio, sotto il sole cocente che non ha fermato i numerosissimi fans di tutte le età accorsi per partecipare ai tanti giochi offerti e proposti negli stand allestiti per l'occasione. Tra chi ha vinto un giro in macchina col proprio beniamino, chi si è fatta fare la piega ai capelli e chi non ne aveva bisogno, e chi invece si è cimentato a cantare e indovinare canzoni per poter vincere un posto davanti le transenne per lo spettacolo serale, il tempo è trascorso nell'attesa dell'arrivo del pullman dei ragazzi, verso le 17, letteralmente preso d'assalto tra le urla dei sostenitori e i saluti ricambiati dei giovani talenti. Pochi fortunati che hanno potuto incontrare di persona Pier Davide, Stefano, Emma e gli altri, facendo foto ricordo, ottenendo un autografo o una dedica e un bacio sulla guancia. Tanti anche i complimenti dei ragazzi, affascinati dal calore non solo estivo, del pubblico crotonese in particolare e dell'accoglienza che gli è stata riservata nel backstage preserale. Il pubblico di Crotone è un pubblico fantastico, caloroso, lo si vede già da adesso, da questo backstage, comunque da quanta gente c'è veramente già a quest'ora. C'è questo sole che ci riscalda, ma oltre al sole c'è un pubblico assurdo. E Crotone è calorosissima e grazie di cuore perché siete bellissimi. Stefano Maiuolo, detto Stefanino, è contento di essere tornato nella sua terra, essendo di Soveria Mannelli, nel Catanzarese, e ci anticipa i suoi prossimi impegni. Sono finalmente la mia terra, mancavo da 3 mesi e mezzo in Calabria, finalmente trovo il mio pubblico, la mia terra, è fantastico, sono contentissimo. Il CD uscirà il 1° di agosto, speriamo andrà bene, lo dedico a tutti coloro che hanno creduto e che non hanno creduto in me. Tra i momenti di gioco concessi all'interno degli stand, quello di Radio Kiss Kiss con Marco e Joe, che ha coinvolto anche Rudy Zerbi, il discografico ex presidente della Sony, che ha lanciato talenti come Alessandra Moroso, Pier Davide Carone e Loredana Errore. Io, come ho detto più di una volta, amo molto Loredana perché credo che abbia questa grande capacità di essere sempre originale, sempre unica, mai scontata, e è la qualità che amo di più. Per vivere un buon futuro ci vuole sicuramente un buon presente, quindi speriamo di vivere giorno dopo giorno nella quotidianità, nella serenità e via dicendo. Per quanto riguarda il cantautore Pier Davide, tante le canzoni che ha in mente di scrivere. Ho tante canzoni in cascina, però ancora sono qui. Non poteva mancare la vincitrice della nona edizione del talent show, Emma Marrone. Ci sono tante esperienze per ognuno di noi, chi ha i concerti da fare, chi deve andare a danzare, quindi possiamo dire che Amici ci ha dato tante opportunità a tutti e questo è una cosa molto importante. Emma ha dispensato validi consigli a tutti coloro abbiano un sogno nel cassetto. Di lavorare tanto e di farsi sostenere dalla famiglia, di seguire i consigli dei genitori, perché chi vuole affrontare questo mondo secondo me deve avere di base una famiglia pronta a guidare nel migliore dei modi i ragazzi. Non è tutto oro quello che luccica, bisogna farsi il mazzo pesantemente anche. Nel pomeriggio alcuni dei ragazzi hanno provato sul palco davanti ad alcuni spettatori, tra cui il ballerino Stefano, accolto dalle grida di gioia delle ragazzine presenti sotto il palco, il cantautore Enrico con la sua chitarra e Loredana con la sua splendida voce. Arriva lui. Lo show serale si è svolto tra performance musicali, balli di gruppo sotto le note della famosissima Waka Waka di Shakira e passi a due come quello di Stefano ed Elena. Si stima una partecipazione di oltre 30.000 spettatori che hanno riempito il piazzale. L'assessore comunale allo spettacolo, Mario Megna, ha consegnato come ricordo a Luca Zanforlin, autore del programma televisivo, una colonna di capocolonna realizzata dal maestro orafo crotonese Michele Affidato. Dopo l'esibizione, conclusasi intorno alle 23, gli amici di Maria De Filippi hanno raggiunto in pullman il noto ristorante Re Artù, situato sul lungomare cittadino, dove hanno cenato accompagnati da tutto lo staff tecnico per poi ripartire ed affrontare le ultime 3 tappe del tour estivo. Dopo quella crotonese li aspetta Cagliari. Un saluto da tutti i ragazzi alla nostra redazione prima di poter godersi le vacanze estive. E un saluto a CN24, ciao! Saluto a CN24, grazie di cuore, vi voglio bene. Un bacione, grazie. Un saluto agli amici di CN24 da Pier Davide, ciao. Ciao amici di CN24. Ciao, grazie. CN24, un saluto dal tour di Amici Loredana Errore.